chiamano il punto di morte, che chiama i suoi alpini perché possano eseguire le sue ultime volontà. La sua morte non sarà vana, essa diverrà un simbolo di sacrificio per il valore più importante della vita, la famiglia. La famiglia del soldato non è solo quella che sta a casa, la madre, la sposa. La famiglia del soldato comprende anche la patria, il suo battaglione e soprattutto la terra in cui si trova a combattere, la montagna, che onorerà per sempre il suo corpo coprendolo di fiori. Nella realizzazione di Luigi Picarelli, il testamento del capitano. Il capitano della